Sportivi siciliani, sportivi di Video Mediterraneo, ben ritrovati con il consueto appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta sul canale 11 del digitale terrestre ogni domenica a partire dalle ore 19 con i risultati, le classifiche, i commenti e gli ospiti del calcio dilettantistico siciliano. Oggi una puntata ricchissima di ospiti sia qui nella sede di Modica sia anche nella sede di Catania. Tra poco andremo a conoscere naturalmente gli amici che ci hanno raggiunto nella sede di Catania, però prima devo subito salutare in postazione il nostro mitico Peppe Ragona. Dopo 7 giorni dai fatti di Modica sei ritornato, ma non per raccontare Modica, ma anche tutto quello che è successo dopo. Tutto quello che è successo, sì. Con lui chiaramente parleremo del campionato interregionale, dei 2 gironi di eccellenza e poi insomma una penaltina totalmente diversa. Avevamo detto che oggi avremmo presentato la nuova penaltina, invece oggi in via del tutto eccezionale ci siamo concessi una settimana di pausa. La nuova penaltina sarà la prossima settimana, la penaltina in questa puntata sarà un'amica che di calcio insomma non è che... Diciamo che ne ho masticato e intanto ringrazio te per aver Sabina invitato. Rossi intanto, ecco. Sabina, e poi devo dire che è una bella domenica, perché è una domenica desueta. Ho fatto questa passeggiata, finalmente il tempo si è stabilizzato, è vero. Dal punto di vista meteorologico stiamo tutti bene e penso che anche dal punto meteorologico anche le partite sono state più valide, sicuramente. Tra l'altro ti coinvolgerò nella lettura dei risultati, delle classifiche in una maniera assolutamente goliardica però, Speriamo di sì, perché già devo dire che il chiacchiericcio è articolato, perché i nomi delle squadre sono veramente difficili. Immagino. Quindi vediamo un po'. Ma noi ci ridiamo su perché dobbiamo riderci, invece dobbiamo gioire soprattutto perché una squadra della provincia di Ragusa, il New Team Ragusa, oggi ufficialmente ha vinto il campionato e raggiunge la sospirata promozione dal campionato di prima categoria al campionato di promozione. E abbiamo qui il presidente appunto della New Team Ragusa, Giovanni Vitale. Presidente, buonasera e grazie per averci il nostro invito. Dopo i bagordi penso che negli spogliatoi vi siete divertiti. Beh, oggi è una giornata, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Insieme al presidente della New Team Ragusa abbiamo l'allenatore dei portieri, mister Alessandro D'Antoni. Più tardi insomma ospiteremo anche il direttore sportivo, ma per adesso mi è sembrato giusto fare poi una piccola parentesi su un'iniziativa interessante che la New Team Ragusa ha realizzato, una scuola calcio solo per i portieri. Complimenti, mi è piaciuta questa cosa. Ma è già iniziato o inizierà dalla prossima stagione? No, è iniziata già da quest'anno. Perfetto, adesso poi ci darai tutti i particolari. Gioiamo anche perché a Catania insomma ci sono venuti a trovare intanto tanti bambini. Passiamo subito alla schermata, i bambini della scuola calcio Real Catania. Parleremo poi tra poco con il presidente della Real Catania Massimo Ruisi, mentre vedo già in postazione mister leggenda, ovvero Renato Marletta, presidente dell'associazione allenatori della provincia di Catania. Ciao Renato, ben trovato. Ciao Ettore. Bene, dimmi. Sei attorniato da tanti bambini. Un bacio a Sabina. Eccomi. Mi senti Ettore? Sì, ti sento. Renato. Ti sento. Un bacio a Sabina e complimenti alla New Team Ragusa. Poi mi volevo ancorare al discorso dei portieri per ricordare che il 16 marzo inizierà ad Aghi Sant'Antonio un corso per preparatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile, e tutti quelli che sono interessati possono fare la domanda entro il 5 marzo a Coverciano. Naturalmente è il primo corso che si svolge in Sicilia specifico. Bene. Adesso ne parleremo anche con Alessandro. Grazie per aver accettato il nostro invito. Sei un amico di Penalty e poi stiamo preparando la seconda edizione del Penalty Awards. Insomma è un po' prematuro parlarne, però già possiamo anticipare che stiamo già lavorando. E accanto a te un allenatore che quest'anno è rimasto in panchina ma non sul campo. Parliamo di Massimo Scrivano. Ciao Massimo. Buonasera mister, buonasera a tutti i vostri ospiti. Quest'anno fermo, ma non mi piace questa cosa. Sei bravo, come fai a rimanere fermo tu? Mi sembra una cosa molto strana. Molto strana. Ne chiacchieravamo fuori onda. Come scusa? È rimasto fermo perché non ha dovuto sposare nessun progetto. Anche perché c'ha la compagna vicino che aspetta una bella bimba, per cui il progetto più importante lo ha già sposato. Il problema diventa che con queste società di calcio, Parma in testa, c'è poco da stare allegri. Speriamo che non coinvolga
il calcio dilettantistico di cui tu sei un valido e attento osservatore. Va bene, ok, va bene, però Massimo è un in gamba, spero che ritorna presto in panchina, perché poi insomma il campo fa sempre tanto, no? Dico bene, ma il campo manca, per chi vive di queste cose il campo manca. Vedo là dietro appunto i ragazzini della scuola calcio Real Catania, fanno colore, insomma poi vedremo anche di parlare un po' con loro, è un momento anche importante perché insomma si divertono davanti ad una bella telecamera. Allora siamo pronti perché oggi abbiamo tantissime cose su cui parlare e a questo punto investiamo, nel senso buono della parola, no? La penaltona, come ti sei soprannominata tu, sì, con i risultati del campionato interregionale. Tu dirai, ma che cosa sono queste cose? Ma che cosa sono questi il CND, cioè il primo campionato dei dilettanti. Risultati campionato CND, campionato nazionale dilettanti. Benissimo, allora adesso dovrai leggerci. Dovrò imparare un po', devo fare lo scioglilingue. Va bene, allora a questo punto ti faccio una Io sono pronta. Ti faccio una presentazione. Sì, allora, sì. Amici di Penalty, adesso è il momento che la nostra Sabina Rossi ci legge i risultati di questa settima giornata del campionato CND, oggi settima giornata di ritorno, 1° marzo 2013. Complicatissimo, ma cominciamo. Va bene, cominciamo a parlare di Brolo, perché a Brolo Rende batte Tiger 2-1. Proseguiamo con Teracuso Agropoli 2-1, Marcianisi Orlandina 2-0, Nuova Gioiese Nerostellati Frattese 2-1, Due Torri Sorrento 1-0, Acragas Battipagliese 1-0, Roccella Comprensorio Montalto 1-0, Noto Interreggio 2-1 e Leonfortese Neapolis 2-0. Beh, come primo debutto non è andata male, complimenti. Chiacchiericcio. Allora adesso io ti lancio la classifica sottolineando che l'Agragas con questa vittoria probabilmente non è escluso che abbia messo la parola fine sul duello con il Torrecuso, quindi adesso leggici la classifica. Questo mi ha preso, vai. Acragas 53, Torrecuso 49, Agropoli e Rende 44, Nerostellati Frattese e Marcianise 40, Neapolis 39, Leonfortese 36, Roccella 34, Due Torri 33, Interreggio 31, Sorrento e Nuova Gioiese 27, Tiger Brolo e Noto 25, Battipagliese 23, Comprensorio Montalto 16, Orlandina 6. Allora sottolineiamo che il Noto ha un punto di penalizzazione e l'Orlandina 2 punti di penalizzazione. Adesso la schermata per quanto riguarda il prossimo turno si giocherà naturalmente domenica prossimo, festa delle donne, 8 marzo 2015. Questi gli incontri: Due Torri Noto, Agropoli Roccella, Rende Orlandina, Interreggio Tiger, Comprensorio Montalto Neapolis, Acragas Sorrento, Marcianise Nerostellati Frattese, Leonfortese Battipagliese ed infine Nuova Gioiese Torrecuso. Allora, abbiamo messo la parola fine all'Acragas? Non penso, purtroppo ancora... Devi essere ottimisti però. Sì, ma ancora c'è tanto da giocare, siamo alla settima giornata, quindi ancora c'è tanto da giocare. È chiaro che Acragas e Torrecuso andranno avanti fino alla fine così. Oggi è caduta la terza possibile incomoda. La squadra di Rigori. Che è l'Agropoli, che ha perso il derby con il Torrecuso 2-1, è stato bravo l'Acragas ad andare a vincere su un campo sempre molto difficile come quello di Battipaglia per 1-0 e quindi da oggi però possiamo avere la consapevolezza, semmai ancora ce ne fosse dubbio, che Acragas e Torrecuso andranno a giocare fino alla fine per il salto tra i professionisti. Una nota di merito, anzi due note di merito per due squadre siciliane che spesso vengono sottovalutate, sono Due Torri e Leonfortese, sono espressioni di piccoli centri, Gliaga di Piraino e Leonforte, quindi in provincia di Messina e in provincia di Enna. Beh, due centri importanti però, piccoli ma bravi. Piccoli ma sicuramente sì, sono al loro esordio in un campionato nazionale dilettanti. Ebbene, la Leonfortese è andata a vincere sul terreno del Neapolis, campo difficilissimo dal punto di vista ambientale, e ora insegue proprio la formazione campana a soli 3 punti. Infantino sta facendo bene, sta facendo benissimo, gli hanno costruito comunque una buona squadra, devo dire che i soldi sono stati spesi bene, e Due Torri, che dopo un inizio di campionato così ha capito come funziona in categoria e ha vinto sul campo del Sorrento e si è messo in una posizione tranquilla. Importante anche il successo del Noto sull'Interreggio, che ha consentito così alla formazione di Pippo Romano di andare a prendere la Tiger Brolo. Certo. Allora io prima di andare poi di nuovo a Sabina che ci lancerà la pubblicità, questa cosa che ci lanci la pubblicità è bellissima, però consentimi, io voglio fare un giro subito veloce con i nostri ospiti per parlare del campionato interregionale. Iniziamo con il Presidente, l'Interregionale, insomma tanti budget, enormi budget, adesso voi dalla prima categoria siete passati alla promozione, i budget sono notevolmente diversi, ma gli sponsor vi aiutano?
Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere molti sponsor che ci hanno dato una bella mano, perché oltre a loro non c'è nessun altro che dà dei contributi. Perché sennò si rischia veramente di soffrire. Sono finiti i tempi. Sono finiti i tempi. Mister, questo Akragas comunque, devo dire, ha fatto un campionato stratosferico. Adesso, a prescindere da come andrà a finire, ha fatto un campionato bellissimo. Un ottimo campionato. Complimenti all'Akragas, complimenti ai ragazzi. Sicuramente sono partite difficili da giocare, sicuramente in tutti i campi. È vero. Loro hanno un filo diretto con l'Akragas, sì, abbiamo un Gaspare Pellegrino, che sì, fino all'anno ex Akragas. Sì. E quindi insomma vi lega qualcosa. Sì, qualcosa ci lega. Voglio sentire Catania e voglio parlare subito con mister Marletta. Ad Akragas c'è un progetto, Renato, ci sorrido perché insomma questa parola progetto, come hai detto bene tu, è super usata ultimamente nell'ambiente dilettantistico. Allora, l'augurio è che naturalmente emerga l'Akragas perché è una siciliana e sappiamo benissimo che il calcio siciliano lascia un po' a desiderare, sia nei professionisti, ahimè, col Catania Calcio, e sia nei dilettanti. Per cui, diciamo, io non canterei vittoria anche perché la matematica non è dalla parte dell'Akragas, ciò non voglia che sicuramente la società è la squadra più attrezzata ed è già, credo, pronta e preparata per il salto di qualità, per cui insomma non me ne vogliono gli amici calabresi e campani. Io credo che sia giusto merito dell'Akragas, certo, che è attrezzato veramente, al di là di noi ci scherziamo sulla parola progetto, ma evidentemente diciamo che hanno fatto una sana programmazione, che è la cosa secondo me che nel calcio si deve attenzionare, e poi è sempre il più bravo chi raggiunge il proprio obiettivo con minore spesa. Bravo. Ecco perché dico che la New Team è una di quelle squadre all'avanguardia. Sono un esempio. Attraverso gli sponsor. Io sarò ospite di una cena che mi hanno invitato, per cui insomma quando festeggeremo a Ragusa spero di esserci. Allora senti, comunque, complimenti alla New Team. Bravo, giusti complimenti alla New Team di Ragusa che da oggi ha vinto il campionato e quindi parteciperà il prossimo anno al campionato di promozione. La battuta la voglio fare anche con Massimo. Massimo, insomma, hai seguito indirettamente questo campionato perché comunque sei sempre molto attento su quello che succede. L'Akragas è una piazza importante, un capoluogo di provincia, mancava indubbiamente da tanto tempo nei professionisti. Non è ancora detta, come ha detto giustamente Peppe, la parola fine al campionato, però probabilmente un piede e mezzo già sta in Lega Pro. Tu che ne pensi? Riusciranno a resistere e ad organizzare bene la stagione prossima, eventualmente se dovesse esserci il salto di categoria? Io mi ritengo una persona fortunata, nel senso che ho avuto la fortuna di seguire l'Akragas dal primo giorno di ritiro, in quanto sono venuti a Zafferana e Etnea e hanno fatto la preparazione nella mia palestra, quindi conosco quasi tutto di quello che riguarda piccola programmazione di prima per poi passare ad una programmazione importante. Credo fortemente al salto di qualità perché ci sono giocatori troppo importanti, i vari Chiavaro, Baiocco, Savanarola, Meloni, Chiaria. Credo che poi l'avvento di mister Feola abbia dato ulteriore input per fare bene, non che mister Betta non lo facesse, però purtroppo credo che si erano creati dei problemi che andavano oltre l'ambito calcistico, per cui la società è stata costretta a cambiare, però credo che oggi sono il primo tifoso e credo fortemente al salto di qualità dell'Akragas. Benissimo, grazie Massimo, non sapevo di questa cosa tua nel precampionato, quindi hai visto nascere questo straordinario giocattolo che è l'Akragas. Devo dire che sto apprendendo veramente tantissime cose. Hai visto che mondo sommerso, è un mondo quello dei sommerso, dilettanti? Come dicevi tu, lo slogan il calcio che parla poco del calcio. Sì, il calcio vero non parla mai del calcio. È giusto invece che si evidenziano le nostre realtà, difendiamo le nostre radici. Sabina, mi lanci la pubblicità? Che Sì, bella sì. questa cosa, Noi che la chiedo a Sabina Rossi. Noi ritorniamo subito, basta pochi secondi, Okay. rientriamo in studio.